M-Gallery nasce la scorsa primavera da una collaborazione fra Sardegna Teatro e EXMA attraverso il progetto X-Out con il sostegno di Sardegna Film Commission. Questo è il secondo appuntamento e si struttura non come una semplice mostra ma come un progetto, un insieme di accadimenti in itinere. Inauguriamo il 21 con il progetto L'Alleanza dei Corpi, che nel titolo cita la filosofa Judith Butler e vuole essere una riflessione su come oggi l'alleanza fra individui possa costituire il motore di reazione alla disgregazione sociale che stiamo vivendo. Un motivo per il quale l'intero progetto si struttura in una serie di appuntamenti. È come se volessimo accendere dei fuochi, delle micce attraverso cui stimolare la riflessione. Queste micce sono accese con un gioco di rimandi con la programmazione teatrale, infatti troverete una rispondenza abbastanza stretta tra quanto viene presentato nelle sale e quanto viene presentato in questo spazio espositivo. E inauguriamo con 3 interventi, uno di Leonardo Boscani, un intervento performativo che inizierà alle 5 della giornata di sabato, un intervento video, che questo alle mie spalle, di Vajiko Kaciani, che inaugura una rassegna video che accompagnerà lo spazio per l'intera durata del progetto, quindi fino a dicembre, e un intervento audio di Massimo Carozzi, che inaugura anche in questo caso un nuovo filone disciplinare, perché appunto durante questi mesi in M-Gallery avremo anche una serie di interventi legati ai paesaggi sonori e alla relazione tra suono e arte. Infine, un'ultima nota relazionale, stiamo inaugurando una biblioteca che nasce dai contributi degli artisti che sono attivi in questo spazio e che sono attivi in teatro, un modo per portare nello spazio pubblico le riflessioni che guidano il processo creativo. Noi iniziamo con dei titoli legati appunto a quello che per noi significa l'Alleanza dei Corpi, ma vi invitiamo a farne parte, quindi non solo potete frequentare lo spazio e leggere qui libri, ma potete portare i vostri e quindi contribuire ad aggiungere le micce di cui parlavo poc'anzi.